Non bevo più vino per mattina.
Te avevi una baia così grande che ti eri più di A che di qua. Ma quanto vinga, che ricordo? A so come si può andare a circa una mezza dozzina per litri, ma dire che è vero. Ma te eri proprio scandaloso, guarda. E poi, quando ho visto che te le davi tutte che volte per il povero cavallo, e che ho sentito tutte che bestemmie, ma mi sono sentito una voce dentro di lì che mi diceva dai un picco, dai un flacco. E avevo il bastone in mano, il bastone mi era tradito, e te lo spaccare a testa. Grazie, guarda, a meritava un peso. No, il peso no, anzi, guarda. A voi già parte sua vita, ma te sta il braccio che ne ha tradito. E se cavo mi tiri il cavallo, insomma. Oh, a dirsi avranno gli altri, ma credo che sia testa più dura. Eh sì, a maestro Lattuso mi diceva che aveva... No, non capiva niente. Mi diceva che non entrava nessuna idea. Invece di questo ti hai fatto entrare. Sarà fatica che scampa. Ah, sì. Se sapesse non che ben che mi era fatto il suo bastone. In 7 giorni di ospedale non ho fatto altro che pensare. E diceva Tramini, no Tramini, e ben spiego, è segato a bastonare, perché si crea fuori con fagnati, anzi sono peso le loro. E mi dico, mio cavallo, non mi aiuta a guadagnare un poco di pane. E mi gravo, e se gravo poi, e questo mio bestemmiare è il battichero. Mi, adesso più bestia del tuo. De me? No, del mio cavallo. Sì. Non è bestemmiare, perché non si insulta il Signore. Me ne ha fatti gli occhi, la vita, tutto, poi la miseria. Ma tu mi ha fatto del bene e mi voglio essere riconoscente. Si vede proprio ora che sta il Signore che mi ha ispirato. E non sta la mia per paura, sa. Perché lì piuttosto di fare il bigliato me ne fa sovare un altro fratto. So benissimo quello che dico. Perché mi siete stati qui, che era via questo il paese, che fosse andato al maresciallo. Adesso non mi subito appena successo il fatto. Sì, sono attrito dal maresciallo, che ho contato tutto per filo e per segno. E non mi era fatto tutto un discorso e poi mi ha detto, lo hanno comprato? No, e allora non ci sta niente da fare. È bravo che fa le scale. Adesso proprio riconoscente la Perché non vuole sul merito. Ma questa che ho rotto, era la mia o era la tua? Ah, era la mia, sì. 7 punti era la Va bene, adesso va pure questa verità. Quando te vuoi vieni per mia partita a porta di San Bravè. Ma forza non dico. E a Sarmota? Ecco, ora dico, questo mi sembra per me che viene uno vestito ramo nel capo. Mi insegno a fare anche i lavoretti, ora, e non posso finire, Sì. E ora mi posso dare, allora. Dico, sì. Wow. Permesso, posso dare di... Dite che l'avere cura che costa. Sì, Non devo sta a fare diavolo, dimmi fare rospo e dopo. Ecco, mia prendo la terra. Dimmi, fare rospo. Dimmi, come la dire una roba importante per me. Tu conosci le tue Sì, le acqua, proprio fuori a caffè. già si vedo, va bene. Si può restare con fiore, E vedo che sono tranquillo. sì, non si mi avevo come guerra. No. Vuole la moglie senza a Monza della vacca che sta, perché ne casca un colpo qui sulla testa, sono ma dico, non si può dire mia a fare una vedovanza sola. Dire le nostre schiatte, maritarsi. Ma canetta, ma che devo mandare? A mia anche aver bocca. Come faccio a fare? Tutti sti casi, bisogna farsi avanti, fargli le avance, fargli le finesse, no? E dopo. Per esempio, quando che va a fare a spesa. Ma che porto a scuola? Bravo. E dopo. Dopo, sì, intanto perché è occasione da accompagnare a casa, no? Sì, e dopo. E intanto tipo dopo le gamma, ti cerchi un pochettino. E dopo. E dopo, solo che non la vita fare amore partito. Salta questi mestieri. Guarda che mi fa sorprendere, fa sognare il mestiere. E gli dica che siamo voi, mia sarò un marino modelo. Niente più bestemmie, niente più sbornie, niente più. Tutti i bessi di colgo là. Ascolta, ma per cosa sei che devi dire questa roba? Va, ti avevamo chiamare e ti dico. No, dico che se viene qua a messi in poco la lingua mi tocca davvero a fare un giudizio.
Dai, quella che fa il bruglione che va su per grado. Se ne avessero basta altri? Non so, sarei sta peggio. Ah, ecco. Ma poi starsi a sommare del domingo. Io magari se puoi aiutare, dai. Installa e come? Fatte metteria. Vuoi rinunciarlo? No, neanche ripenso. Ah, ecco perché va, seria come rovinare un passaggio. Sì, ma un castigo bisogna dargli. Spero benedetta. Non so buona, non so buona. Perché non mi ascolta? Per questo non mi sa dire che uno che come che poi basta che sta piano di giudizio che devo. Ma lei lo vede schifo, la donna. E pensa che i soldi mi serviva per pagare l'antidoto, mascare e non so dove sbattere la testa. Quando si ricorda? No, ogni giorno mettevo qualche fracco nella cassetta comoda dentro una calza, no? Stamattina sono andata a non lo trovavo in skate, perché è stata le robe che mi era restata. Ma sei proprio sicura che... No, da me non vi è mai nessuna. E poi vedo ieri mi ha domandato i soldi che mi non vuoi dargli. Quanti anni che... Non si cadotti, quanti anni che ha? 20 che ha. Non mi hai neanche più tutte, Non si fa, lavoro, non si fa. Dovrei fare tante robe, ma non gliene combina una. E il vagabondo e fare basta. Qua bisogna guidarlo. Perché se decidessi a fare qualcosa, e mi sono qui qua. Guarda, per farlo decidere credo di avere un argomento molto persuasivo. No, se non mi puoi dare, forse l'indirizzo pietoso del vagabondo. Sì, ve la dà per ritornare la strada giusta. Ma no, è troppo, anche avevo come fondare, sai? E comunque... No, partito qualche santo provvederà. Approvverà qui. No, partito. Ho detto, sì, è vero,
che io sono mettessi. Esiste, fa. Io cammina su e so come dovete. Anetta, e Giacomina? Giacomina? Non stai bene. Ah, visto Canetta? Quelli in pria, oh? Quelli fuori alla casa dell'ospedale. Pochi viene a dare un pico. Pochi che più. Però va, sei completamente via, Ah, sì, sì. Sì, non beve più, non bestemmia più. Mi ha detto che volevi sposarmi. Nossa! E che dire che l'è nato sulla testa, caro? Dai, pure non mi fa un cattivo diavolo, dai. Come diavolo, no? Ma come uomo bruciato, caro? Comunque, pensai che c'era. Che pensano che tanto ti vanno a fare per gloria, che Dio me ne liberi non Prego, prego. Margherite, cosa devo onore? Noi siamo il Comitato per la Vigilanza sulla Moralità. Sì, Il comitato regolarmente costituito mediante regolarsi educa. sì, oh, bello. Sì, ieri sera ci siamo riuniti in casa mia noi due e altre 10 illibate signorine. Erano proprio 12. Ma che coincidenza, ma proprio come i mesi le anni. No, come gli apostoli. E il nostro sarà un vero apostolato, non lo crede forse? Bambino, fatica, credo che basta guardarli in faccia. Loro è cessato contro ogni e qualunque tentazione. Per dire che la loro virtù è piuttosto refrattaria a qualsiasi peccato. Certo, in noi regnano sovrani l'onore, la virtù e la castità. Si vede che ho guardato regno nel farà fatica. Ci direbbe che ci prendi in giro. No, anzi, guarda, possiamo dire che sono lei che mi diverto. Ci divertiremo insieme. E riderà bene chi riderà ultimo. Bella frase questa, no? Guarda, ma scusi, non adesso. Prego. Si accomoda. Dunque, La riunione ha eletto il comitato qui rappresentato, detto il comitato delle due, e ci siamo riuniti d'urgenza onde agire per il bene morale e spirituale del popolo. ma che la moralità in questo paese sia forse in pericolo? Oh, saggezza. Insomma, mi pare che qua è un paese che si senta brava gente, onesti lavoratori morigerati. Sì, lo dico, qualche volta sgarra, qualche spettone, qualche spintone, la scappata flaio, dopo finisce tutto bene. No, guarda, non voglio dire che sia stupido e santo, ma che sia qualcuno che vive una vita così scandalosa da rendere necessaria l'istituzione di un comitato di vigilanza. Ma francamente non lo credo. E la signorina Zanetti? Non dice più niente, reverendo? Che ha perso la favella? Signorina Zanetti, una signorina rispettabile ma- e degna di stima di tutti. Ma sa? Ma conosce il suo passato? Ma sa che ha avuto un figlio da padre ignoto? So, Incredibile, sapeva tutto, Non siamo Correre, correre! signorina Zanetti è una povera che ed è stata vittima di un'assassino che con lusinghe promesse era sedotta. Sedotta, ma questa parola forse turba il suo caste orecchie E ti parla un sacerdote. che mi dice panna e non ha paura del male quando sto male si può guarire. Dunque dicevo, sto fare avuto, dopo aver abusato la signorina come che il capo questo e la capo abbandonato proprio nel momento che aveva più bisogno di aiuto, perché è già in stato di grazia e stava per diventare Così del riguardo, noi non siamo di quelli. so sì, le quelle che sì,
castigo il dono divino della maternità. Porca caro, la signorina Zanetti avrebbe fatto meglio non lasciarsi sedurre. Sedurre! Io lo so, no, come Dio io amavo. Le ride, perché io non so che sia l'amore. E non lo sa forse. L'abito che porto mi protegge da qualsiasi insinuazione. Io sono il parroco, sono il sacerdote e ho il diritto di sapere e riconoscere tutto quello che succede con il paese. Oh, guarda, l'amore che interessa lo apprezza dunque. Sì, certo, perché penso che mia mamma, Juanetta, se non avesse fatto l'amore come Poro Pare, neanche a me non sarebbe. Perché lei, marito, protegge questa povera abbandonata che si atteggia vittima, mentre invece non è che una squantrina. Una povera creatura, semplice e pura. Pura, poi reverendo, allora gli altri cosa seguono? Fiore, lo scassi nella pura. Si rispetti, ha capito? Però Dio mi protegge di lui. La signorina così sola nel mondo si è volontà fatta in persona e si è anche sbagliata. Si è anche sbagliato un po' il suo peccato lo sconta. Col sacrificio e col dolore. Ma che sei. Era una putina che adora, non puoi neanche attenersi per sì, perché a cattiveria e pregiudizi della gente li costringe a scondarla. Con che animo la difende? Anche Gesù la difesa. La signora si sente tanta forza. Scaglia pure una pietra. Scaglia pure, senza pietà, se puoi scagliarla. Che discorsi. E qua, lei. Che si basta certa, chi spaccia io? In estasi, uscia da spalla destra, però e vado torno. Sì, va bene. E ora aspetto signorina. Vai via. Qui non abbiamo più niente da fare. Qui Agiremo senza di lui. Come ci scaccia? No, se mi faccio vedere che questa è la porta vuol dire che puoi pure togliere. Non abbia idea di fare aria, vedere se puoi non segare qualcun altro. Ma fuori da qua! Che brutte che No,
Ma no, Benedetto. Non sta Serta, parlando. senti che vieni qua a caricare da mia poco, va. No, il giorno che passa diventa sempre più. Guarda che è come che ti appunto lì, dopo perché parla il secco. Però Marta, Cosa mi dica? alla trovata troppo molto imponato. I soldi che mangia tutti gli occhi. Sì, ma ragazzi, che ha paura di soldi. Cosa te che insegna che hanno mangiati perché con il peccato cargato? Vorrei iniziare per mamma perché a sua età che tocca fare sta vita. Parliamo un po' che ti va. Scappare via subito. Ah, sì, se non te mi mandi via, sarò qua 15 giorni. E il tuo famoso libro su Orazio come va? Io magari stampa, sono soddisfatto, so che sono stanco e ho bisogno di aria, dicevo, non mi faccio. Guarda tutte le robe che qua bisogna fare, non gusta niente. So che vado a un affitto caro e santo, è vero, e... Non so, è vero questo. Scappellano di affitti. 2 croci di guerra. 2 eroi del Bussi, il santo, perché so che per benedire le pecorelle smarrite e dopo di un certo aspersorio Canetta te galito scommetto, lasciami cavo tanto le cose io. Guarda che sono dei belli quelli del programma. Benedetto. Non avevo mai fatto ieri, mi ho mangiato tutto quanto. Va via le patate, fammi una carità. Io una prima persona, Io tutti a posto. Solo che non so cosa mangi un po'. C'è un problema? Perché guarda che qua è meglio che dici che vuoi mangiare perché Appunto. bisogna accontentarsi. sì, mi mangio un po' che passa. Ah, fresca e sti cadenti. Beato Dio, Io sono. Cosa c'è dentro? è la ventina di Questi qui che servirà per fuori. E non anche questo vedrai di te. Gli altri che penserà è divina provvidenza. Senti, guarda, dà una fiducia sulla divina provvidenza. Qui no, ma vista, ma non mi la roba, l'acqua, e il saluto di cucina, per cui ho profumato anche. tu che ne meglio peccati. Chi deve avere neanche parecchi brutto pagare per sia. Ma in questi 15 giorni vengo a mettermi l'anima in pace. Va bene, è meglio che vai. Sì, Ci vedremo. Allora va un Mamma, vieni signorina Zanetti, vieni a prendere su. cosa che grazie. Fammi dare mai. Che devo anche che me la vediamo. Sì, ma maestra. Vabbè, io subito farò bene. La Marta, Dimmi. penso le voci. Dimmi, cosa fai? Me ne voglio. L'importanza per fare in cucina che adesso vai in un cammino. Lei si accomoda, signorina. Grazie, signora Marta. Mi va un Sì, sì, Con brutti presentimenti, vuoi farmi del male? Ora signorina, sono cammino. Grazie, perché senza di lui mi sentivo così persa. Qualche novità, qualche cosa nuovo. Da qualche giorno, sia Beatrice che i colleghi mi trattano diversamente dal solito. Lei sa un riservo. Insomma, mica sospetto che sappia qualcosa. Sa niente in proposito. Vedo che non me ne ha inganato. E adesso cosa che sarà di me? Ora signorina, qui serve per lottare, per vincere, dai. No, perché non mi sento più di lottare. Andrò via, lascerò il mio posto al convitto. Tornerò a Venezia, allora magari farò un lavoro qualsiasi, magari a serva. Andrò via in cucina, così non avrò più che lavoro. Non che dito che sono cammini. Quando vi si tratta di difendere il proprio nome, non bisogna rifiutare. Dai, scappare, voglio dire, si compra. Del resto, mi va lei a trovare sempre tutto. Guarda, che prometto che una volta. Grazie, perché come non posso permettere di vedere chi colpirà anche a lui che fa del male da lui. Su un uomo duro mi è po'. Poi avremo una data. Dio mio, guarda che
vergogno sto padre. Non si figura. Don Checo rivela subito e si comoda. Mi presento Guido Ranier, nepoto di Don Checo. Se lui, signor Guido, è il professor, Don Checo mi parla sempre di lui. Piacere, mi chiamo Clara Zanetti e faccio l'insegnante. Siamo colleghi allora? Sì, ma lui è il professor del liceo, mentre lì. Ah, la stessa missione, cara. Sono contento di averla. So che avremo modo di vedersi spesso, non è vero? Chissà, Come chissà, ma sei libera? liberissima? Fidanzata? No. E ora? Quindi starò qua 15 giorni, amo le gite, passeggiate in campagna, il zio Anca, tutti e tre potremo farsi buona compagnia, una volta. Grazie, sì. Vedremo. Se dica pure che sono spacciato, io ho reso gli occhi sto pensiero. Tu sei disinvolto, del resto. Sei meglio così, ecco. Insomma, ecco, Naturalmente. meno che ti piace. No. Allora, amici, Amici. Signorina, Qua, ecco. scusa, non avevo visto perché il suo è forte, che avevo fatto. No, si ferma qua mangiare. No, non spero visto. A proposito, questo se ne vedo la chiesa. seguiamo già. Ah, beh, no, ora tanto da risparmiare. E ora lei si ferma. No, addirittura così dico. Mamma! Mamma, posso ne preparare ancora la bomba di snare? Ah, non ti domandi sempre queste robe a Sardelli, no? Io lo si dice lingue di pappagallo. Come avete voi sempre Sardelli? Però, avremo ospiti, si può fare qualcosa un po' più particolare, un po' più elevato, ho capito. lo sai che è perché sei qua solo in corte, e quello che stasera qua sotto, cioè canta sempre, ti reggo! Che fa mai? Ho saputo che sente che sei una bestia. Magari direi che quindi io sono Io dico, va bene, sono netti, dai, sto coso, non si mai altro, avanti. Avanti, Ah, se io vedo se il professore parte da una uomo lì che da io passare in fine a stasera. Non sanno ancora niente caro, perché aspetta un telegramma. Devo mandare nuovamente le licenze. Ah sì? Ti dai sprotta. Sicuro che c'è, ma ti dai il messo. Fermarsi per 15 giorni capisci. Stasera, ma sono proprio contento, Magari io gli si concessi. Cosa ti importa a ti, Benedetta? Niente, ma sei così simpatico. Senti, ti è salvato un prete, Benedetto, se sei simpatico, non mi ha peccato. Ti casi sprotta, te lo dico perché sai se no vada, a te mando, bisogna te dare che io te giorni. ma è sì così, no, insomma, però dai. Ah, beh, guarda, non faccio partire, che se me ne votano, che ne sei altri che ne date prete. Pronto, sta spiegando gli uomini. Sì, Isabella, sì. Parlo con un senza suggestione, come che parlasse come vecchia? Ma sono proprio contento, se vedi che abbia hanno fatto proprio bene. Che non sei solo d'aria, che è una cosa qua. Anche che tu sai. Se non parlo, non mi pare che il cuore si abbia stata. Che avete finito a sfruttare? Ma poi così la fanno una carità, ma te per le mignate voi. Ma tutti vedi le mie robe che si chiamano. Anche queste. Ma poi così ne sarò da così tutti gli 8 giorni che mi
Mi sono andata a spasimo per gli acquini, sta schifosa. No, ma capire, donne che ora voglio, ora no, ora se da uovi, ora se da altri. Ma vai anche a finire la fatica di Magari che sì che si è messo da me, non da un checco, se non li combina lui, cazzo ti va a fare 4 volte. Pensa che io La pazienza, ma non sarà convinto. ma che bella vecchia, lui se decidi, Speriamo, guarda. Ma poi tu non checco, ma vuoi ascoltarlo? no, caro, non si può mica stare qui. Ah no? No, è da visite importanti. Ah sì? Questo è un signor mandato al vescovo. Oh, che odore parlo che Amica, ma no, mi mica sempre detto che conservavo i pezzi grossi da aspettarsi più mai che me. Ma lui non è nessuno, tutto il paese l'ha ascoltato. Quei paesi guariti. Ah, sono tutti guaretti qua. Ma che sei qui fatto che conta, non capisco. Paese fuochi, I pochi, ma sei qui che basta. Bisogno, si tranquilli, dico mi. Ah sì? Sì, mi povero così, ma non sto. Eccetto per tutto per difenderti ancora tu, sai. Ah, voglio vedere chi che fosse del mare che è santo uomo, perché guarda non bestemmio no, ma giuro quanto che sarebbe di No, non mi dai il nome di chi mi va. caso non si può dire niente governo. Ma vale, sì che fa del mare posso la strada. Sì, fammi una pagina. Oh, dica. Ecco, signore, questo è l'uomo che va basta. Questo sarebbe il miracolato. Mi sono carità, signora. Sì, vedo che come la messo a posto il cuore, la testa. Bene, potete pure andare il bravo uomo. Arrivederci, signor Costo. Bene, bella la chiesa ben tenuta. Congratulazioni. Anche il paese mi piace. Mi hanno detto buona gente, parrocchiani, gente operosa, tranquilla, Non dovrebbe essere difficile avere la cura delle anime. Sì e no, però, sa, come dappertutto, qualche piegola che scantina. Perché bisogna sapere trattare. E come vede, signore, mai se queste pecorelle sarebbero un pochettino altolocate. Ma tutti si devono mettere in luce le attitudini del buono. Non dubita che in quanto a mettere in luce... Bene, in confidenza, Sua Eccellenza, praticamente nota di quanto succede qui in paese. È complesso e soddisfatto dell'opera sua, però per sua che con un po' più di tatto, certi inconvenienti potrebbero essere evitati. Riga massa, signore, mi del resto cerco di fare il dovere con tutta la mia anima e tutto il temperamento del buon sacerdote. Anche troppo fervore e elemento. Monsignore, io sono fatto così. Per esempio, quel coso là. Io sono mio amico, sai? Sì, amicissimo mio, io sono sempre d'accordo. Dove io mando, lui va e vi assicuro che fa sempre il suo dovere. Ma lui scherza? No, non scherzo, c'è la verità. Bene. Lei è proprio esuberante, proprio istintivo. Mi sono fatto così, signore. Bene. Bisogna nelle cose, bisogna ponderare, bisogna riflettere. Lei è troppo, diciamo così, è scoppiettante. Bisogna che lei si conduca. Perché non so neanche io come spiegarvi. Vede, la vita è come un gran mare. È come un gran mare dove bisogna saper navigare con grande accortezza. Come vuole navigare, signore? Magari ho visto dove che siamo. Sì, ho capito, insomma. Lui pretenderia che mi evitesse rogni, che evitesse fastidi e dormisse dei sonni tranquilli, cose varie. Questo che vuol dire. Un momento.
mi sono povero per le campagne e non capisco quando mi parla di fisi e mi dica chiaramente in cosa che Ma roba. Benedetto, ma chi parla di mancanza? Ma certo che difendere a sparatratta una ragazza può essere sì una imprudenza, ma non una punizione. Io adesso che siamo, sì che lui si è scomodato a venire fin qua in mezzo ai preti per rimproverarmi un signore di aver difeso una povera donna. Precisiamo, non le si rimprovera di difendere quella ragazza, ma è il modo, è il modo con cui la difende. Non so in che maniera che potrei difendere la signorina Zanetti. E mi lascia fare. Lei intanto consigli la signorina a presentare spontaneamente le dimissioni. Non sarà difficile trovare il posticino altrove. Bene, la questione è questa. Ormai quella signorina è causa di gravi dissensi nel paese. Una parte, cui fa capo un comitato, precisamente, volevo dire, si può combinare il semplice spostamento della signorina da questo a un altro paese. Sì, io insomma la signorina dovrei ammettere pubblicamente di non essere degna di stare qua. È tutto per far contenta che parte del paese così integra e così morale. Questa mi pare un'offesa alla legge del nostro Signore. Noi che siamo fatti per lo capisco. Lui È un temperamento troppo istintivo, troppo esuberante. E invece nelle cose bisogna riflettere, bisogna ragionare, non bisogna fare uso della forza, della violenza. Bisogna pensare. E lui cosa ne fai? Numero che sì, però mi salvo io. Non è tardi, l'automobile che mi aspetta, ad ogni modo sono contenta di aver avuto con lei una conversazione così amichevole, cordiale. Peccato che Ad ogni modo sì, lei tenga presente quanto le ho detto a scanso di amare sopra. non signore, mi sono pronto a tutto. Allora, se mi accompagna. Signorina Zanetti, So che disturbo Enrico, ma non posso più andare avanti così. un attimo signorina, se calma, accompagni un signore, non posso Ah, sì, fare. sì. Appunto perché se fa un signore, volevo domandarle se è giusto perseguitare una creatura che non domanda altro che di vivere. Che mi dica se è giusto, Calma, monsignore. signorina, guardi, questa non è la sede più adatta, poi adesso non motivo. Come non è la sede più adatta? Una canonica non è la sede adatta a parlare di carità e di bontà? Dei modi, signorina, guardi, si calmi, adesso io non ho tempo per ascoltare. Don Papio, lei non deve ascoltare. Ma mi ascolterà chi può, chi deve. Sì, prego. E ora? Licenziata. Cosa? Un'ora fa, come una serva. La direttrice Megaccia Maglia ha detto che entro la fine del mese dovrà essere convinto. Cosa che se ne no? Un'altra infamia, un'altra calunnia contro di me. Immaginavo. Ieri è questo giorno. Bisogna che prima che conta. Il gatto sapere che lì la mattina a cavallo al convitto lascia la porta della camera sempre aperta, perché così la donna del pulissia può entrare e fuire. E a poco, quando chiede a Filino, va via, che lascia la porta come che niente ora sa. In sti giorni non si è mai successo niente, ma è nessuno si è ascoltato che mi ha detto, mentre che mi non veiera. Se non che ieri mattina tornando dal convitto, ho trovato in camera Paolino, il fiore a Giacomina. A robare! Noto che consenta. E dentro mi ha detto, non si è neanche mosso. E mi ha detto non sì, che non mi aspettava. Mica quando mandava cosa verità, cosa che lo volesse. E sto a sperso per tutta la risposta. E mi cacciava i bracci. E il gas cominciava a basarmi furiosamente. Mi messo a difesa, non ho sgraffato. Che poi vivo segare la mano. Ma doveva sigare, signorina! Ma non lo vedo. Avevo più paura della gente che il ma spesso sono riuscita finalmente a ridicolarmi e non sapevo mai la bottiglia e che ho detto che se non la dava via che aveva rispaccato la testa e non c'aveva paura e si scappa via. No. Guarda tutti che io ero sulle scale e che ho visto tagliare la città e invece di dire la verità lui mi ha detto che mi che orrore. E se sta licenziata per questo. In un momento tutto il paese la sapeva, direttrice naturalmente. Ma signorina, non si è difeso. Ma non sono stato creduto anche ecco. Fammi. Niente, qua bisogna fare qualcosa. Qua bisogna agire. Ma cosa voglio fare? Non ne sa fare niente. Canetta! Canetta!
Sì, sì. Ma tu ripeterai quello che mi ha Sì, sentito? vedremo. Cosa che c'è? Non si può Anita, sempre dove che sia poi. non gli se ne piace con i suoi amici, tu stai. Tutto il ciappare e portarmi qua per cortesia. Mi va a volare il capo qualche volta, io quando pensi. Bravo, bravo, bene. Ma mi raccomando, non sta dati, Se non te dati, te che ciappare e basta. Quindi per fare la nega, ha voluto che sì, va bene. Te ciappi e basta. Ho capito. O con la storia postale o la tocca sempre. Passando dalle altre comunicative che aveva qualche anno, non sta a dire che te lo ricordo. Vabbè, sarà fatto. Cosa devo fare? Non stare a preoccuparsi, non è a proposito, Santi che mi ha vinto, ma Il conte Alberto? non l'umano, una persona qua che è il bel cavo per imparentarsi. Il commendatore Antonioni? Precisamente, mi ha scritto una lettera domandandomi un colloquio. Si fa presto a capire i motivi. Da buon padre di famiglia, da buon cattolico, prima di concedere a Anna de Sofia e al conte Alberto il laboratorio su di lui tutte le informazioni possibili. Cosa che dirà? Lo schedito? Che dirò la verità? Ossia? Che lei è una canaglia! Ma che cosa venisse a sapere? Che lo sa benissimo adesso. Dunque, una soccorrere sul patrimonio per lui sia sua unica salvezza. E se per causa sua non venisse resa, il poderia di casa, il poderia fare dell'altro. A me hanno questi pericoli, a me così in vita mia non hanno dite, e perché benissimo signor Conte che cose a causa di tutti e somai. All'inferno non le vago. Tutti i conti, mi fanno da sanare. Sì, tra poco sarà manca poco. Oh, lì? Sì. Cosa la fa? Un'altra più pantala che Oh, fa. santi del padre. No, riesce a stare che qui non è. No, non c'è la fa. Avanti. Dice qua. Avanti, Luigo. Avanti. Che l'ho fatto, Sarà buona, però. Ah, che è legato un pugno. Io devo arrivare bene. Vieni avanti, dai. Vieni avanti. Avanti, che ne dico. Un momento. Avanti. Guarda, se dico la stupida non mi dico così. Guarda, ha legato un pugno con la fatto via con la vedrai che il fuma tuttavia che sigaretta. Come ti chiami? Lo sa meglio di me come che No! Perché devo dirmi di Paolin Marzocchi. Paolin Marzocchi. Che tuo papà come si chiamava? Giovanni Marzocchi. Giovanni Marzocchi. Niente, si mi era tanto stupido. Ma che credeva però? Che porti il nome del tuo padre, Mi pare. Sì, sai come che è morto? Sì, guerra. Eroe! Tuo padre si è morto combattendo e mi ha raccolto le sue ultime parole. Paolin mio. Perché lui era tanto... E allora te ieri mi fatto io, ma parlo di tutto. L'anima, la speranza e la vita. Ti, come sei che ti onori la memoria di tuo padre? Come sei che ti onori? Ti disonori? Vivi a spalla di tua mamma che lavora come una bestia dalla mattina alla sera e ti tutto il giorno hai all'osteria il barco di amici che si pesano di ti. No. Dite che non va, non rischi! Noi Goroba. No? I gotoggi. Guarda su quello che fa guardare. Ragazzi, va e bisogna che ti restituisci. Ma non voglio sapere né come né quando, ma bisogna che ti restituisci, me lo promettito. Me lo promettito! Vabbè, lo prometto. Grazie Dio. Sì, lo sento io. Vedrà. Sì, ma niente. E adesso sono basta Io non ho disonorare nessun intanto. Mi sta che pegavo il essere difeso perché si sta un brutto. E volevo spaccare una bottiglia in testa. Ma cosa è Staga buona. Dite, si sta 2 volte vigliato. Prima di tutto perché si entra in
camera sua, come un dado che scomò, e dopo perché di fronte a gente ti vedo lei a cose intende. Non te vergogni, Paolino, il fiore di Giovanni Mazzotti, che sei un falso, un diffamatore, un mentitore. Dico che sei mai che hai fatto a questa signorina, che per causa tua non aveva più il pane e non sapeva più dove dare, sola e abbandonata da tutti. Ma tuo padre te vede, tuo padre te vede che ascolta, ti dico mi. Senti, Tovà, pare te ne dirà vergognoso. Beh, ma non sono stata mi sopra qui. Che lo so, sì, che non ti sta solo, anzi, che si sta ispirata per il lungo davvero. E chi è sta persona? Non dico mica. Che paura, mi. Sì. Tanto vale io sono stesso qui per sé. E sei il conte Alberto Mauro. Ma come lo sai? 50 franchi. Ti direi in rio. Ti davo prima, ti direi in rio. Intanto guarda, bisogna che ti restituisci l'onore a sta signorina, si può scrivere. Hai che fatto la testa tenica? Dai. Sei ancora zitta. Dai, vieni qua. Queste lacrime che problemi. Signore, te ringrazio per sei cattivo. Assomico che vogliato qua. Un pare che vogliato. Scrivi poi. Io dichiaro, alla presenza di Don Francesco Moretti e di Girolamo Canetta, virgola, Anche la presenza qua virgola. che quanto ho detto sul conto della signorina Zanetti è tutta menzogna. Punto e a capo. Dichiaro inoltre, virgola, che, virgola, a diffamare la signorina, virgola, sono stato istigato dal conte Alberto Mauri, virgola. Canetta, il sito dove sta istruito tutto sul colpo. Le vie del Signore sono in Quale mi ha passato al scopo? La somma di lire 50. virgola. No, punto e a capo. Anche ti devo dire, Firmare. si mi può scrivere. Non si scrive, ne si va a firmare.
Giovanni, professor Mauro. E la maestra quando andava a scuola e mi insegnava a fare la bella scrittura. Va bene, adesso non è stata quello. Da qui a 2 giri. Mi hai visto che era finita da... E io no, che poi io l'avevo fatto. Sì, signora Draghi, qualcosa da bere alla canetta? No, ragazzi, signora, perché sì, adesso fa un atto così buono e onesto e ha bevuto offenderia il mio atto, no? Mi sono l'imbriagonza, vero? Ma no, altro che luce un grado, Ma sei tutta colpa venuta. Ma sei venuto parente per sedinare. Ecco alla fine la parola d'ordine. Amatevi i coglioni italiani. Evidentemente sopra la fastidio. Anche a questo infamarla perché una volta licenziata fosse costretta a andare via. O se no che a questo fa credere a gente come che sta sua, già sta da tanti altri. E quello sarebbe il padre della mia creatura? E mi volia che il papà se vende lui come datore Antonioni, passa in figura. Perché poveretto, un piccolo indovinelli di Chi sei? il conte. Il conte? Il padre o il fiore? No, proprio lui. Sì, proprio lui. Signore, io ringrazio sempre. No, non credo mia che sia il signore che Dio va. Sì. E state attento! Ma si vanno a farsi il viaggio, no? Mamma che non hai mai fatte. A te potresti come sia proprio da stasera. Sempre dire tu, e adesso ti porto. Sì, caro. Te neanche stavolta mi farò. Però comando, tanto devo farti dire lo sai. Sì, non puoi dire. Adesso anni altri. Dite si scaldano, ma mi sono più scaldo. Se il Signore mi aiuta e il carte non fa, che intriscio mica a testa. Prego, Lei mi conosce? sì, de fama. Vorrei parlare con lei in confidenza. Ma diretto se vuoi, tanto se lo faranno gli altri così potremmo capirsi meglio. Posso? Prego. Forse disturbo. No, si figura. E lui non si senta? Se non mi permette di restare niente. Ah, beh, allora... No, ora mi sento in seconda. Ecco, è da sapere che mi ho chiesto l'amante di una signorina, la figlia del commendatore Antonioni. La conosci? Ah, sicuro. Un buon partito c'ho, qualche milioncino di nota, Prego. I milioni non entra. Mi amo la signorina e le ama se tratta di un matrimonio d'amore. E ora tanto meglio, milioni, cioè amore e donna, proprio andiamo a sbrega, come così. Prego di capirmi, reverendo. Anche senza donna mi sposaria la signorina lo stesso. Dubito forse? Ma è dubitare, devo andare a tono come lui, sì. E poi dillo forte. E poi discendenti della casata come sua. Sì, reverendo, ma questo non entra. Mi sono venuto a lui per esprimere un mio desiderio. Esprimi. Probabilmente uno di questi giorni, domani cosa? Dico, e venirà domani. Come lui sa che domani? Mi sa che domani venirà l'amico come l'attore Antonioni, io so. Oh beh. E sa a scopo di questa visita? Mi immagino. Ossia? Penso che venirà per domandarmi informazioni sul suo conto. È il cane nominato. Precisamente. Lui darà sul mio conto le migliori informazioni. Ma va, non si preoccupa che vi darò di tutto quello che so. Tutto quello che sa. Sì. E potrà sapere grazia tutto quello che lui sa di me.
Io sicuro lo volevo sapere, guarda che Pollaria mi spiace. Ma ora l'informazione che lui darà sul mio conto non sarà certo buona. Mi credo che ne sarà buona. Ma l'uso è matto! No, stavo più sicuro che mia testa è rotto. Che ripeto, che l'uso è matto! L'idea che mia mamma ti fa un forte mal di testa. Ma non sa che me lo via. Ma che? Tu vedi che lo interessa di capo? E senta, reverendo, se ha delle condizioni da fare, ne passa pure. Andiamo via, non sia ingenuo. Mi pare che la società che abbia bisogno per restauri, che c'è tanti poveretti da beneficiare, e con il mio sposo Maria. Se vuoi farmi un'offerta, fammi te, io non veramente del bisogno che puoi farlo questo. Ma in quanto al commendatore Antonio, mi domandi che dirò tu te stesso. Ma per Dio! No, non sta a nominare Dio, che quello adesso non viene. Arrivato credo che Pollaria dispiace, che mio papà ha alte conoscenze presso il clero, e bastaria una sola parola. Guarda, se crede di spaventarmi queste minacce, se sbaglia di sicuro. Ma per Dio! Lo lascia stare che lo dico. E vabbè, è cosa che conterà domani al commendatore Antonioni. Un scherzo, però. Prima di tutto, mi farò leggere questo. Ok, Alesa. Io sottoscritto dichiaro alla presenza di Don Francesco Moretti e di Girolamo Canetta che quanto ho detto sul conto della signorina Zanetti è tutta menzogna. Dichiaro inoltre che a diffamare la signorina sono stato ispirato dal conte Alberto Mauro, che mi ha versato a tale scopo la somma di lire 50, firmato Paolino Mazzotti. Questa è un'infamia! Perché quello di aver abbandonato la signorina dopo che aveva reso fare, quello sei una infamia. Ma quella è una delle No. Non sta a rovinarsi la parola, se no commette un'altra vigliaccheria. Ma cosa dici, fratello? Guarda con chi che te parli, sa, perché di fronte a te è un gentiluomo. Un gentiluomo? Dite sei un farabutto! Vangelo dice, se ti viene percossa una guancia, porgi anche l'altra, è quello. Adesso il Vangelo dice altro! Bravo, che con tutte giuste, che anche una sua testa. Ci conti da regolare, guarda, come prete in questa parte, come extra perno di artisti nostri che Avanti di qua, porta aperta. Ma veniamo a imparare la bella. Con che portoghese? No, vedi carte non che si. Sai dove che si sta? Ciò non mi dice mica tutto quello che fare, cosa che fa. Il reverendo qua presente seria il nuovo parroco. questo fralo come che sia, gettati e mi. Buona donna non si potrebbe mica andarlo a chiamare. No, ma sempre che si può andare a cercare, sì, quindi che dice. Veramente. La doveria andare che E a dire, a me veramente non mi faccio mia neanche a stare su, ma Ma prendendo mica questo. che maniera è sempre Se mi facessi un piacere a me. gli ultimi occhi adesso vado. A volte Dio non si mia soldana, che perfetto su mamma, non mi violi, altro che. E non si segnale creanza di che sia in tanti modi. che manierasse una villana e tanto basta. Una villana che sarà io, che voluti uso. E ora signora Marta, Momento cara, non posso lasciare la paese aperta. nessun roba niente. Provare no, ma curiosare sì.
amichevole. Ah, ti stai dicendo che sia un luogo di villeggiatura? Io anche Dante in vacanza. Sì, Dante, quella Divina Commedia, villeggiatura Sì, e pur non è molto frequentasse, capisse, perché qua siamo un po' in collina, bisogna coprirsi. Il mare, se puoi mostrare le quelle opere. Certo. A me l'aria del mare a me fa male. Sì. È il dottore che ragazzo mi via. Nervosa? Non mi parla dell'erba, dico sempre te. È il dottore che ha detto che qui me nervi se vuoi fare corde del violino. Perché non lei può chitarra? No. Ma quando fosse un posto, stamattina si faceva i 2 matrimoni. Non me ne parla. 2 matrimoni combinai da Don Checco se figura. Mai combinare? Un certo canetta un imbriagone con una certa Giacobina, la vedova. Questo canetta che era tante che volte che garotto a testa, sanno che non è in ospedale. Empoli. Altro matrimonio nauseante. E cosa sarebbe? Certo, Guido Ranieri, un professor, ma non ha né arte né parte. Un antipatico poi fisicamente. Ma il progresso perché neanche ne fare il sedutore, sai? Sì, che avrà anche comigo, ma mi non so fare. Io l'ho sistemata facendo che sposare. La signorina Zanetti. Clara Zanetti. Quella che si sta licenziando è convinto. Precisamente. Quella. Se vero che sia anche un po' estroso. È scoloso. Basta lì a sentire quello che ha fatto a Conte Paoli perché le pensate che molto meno gentiluomo si impacca anche per un'opera sui bambini a ballo del Fatina. Se non che Don Checo, Geoge, che fare gli altri, e non la tutta mai. E Conte che tutto male, lei esagera, però sante a innocenti. Ben Don Checo fuori da Uda Arabia che c'è fare questo suo botte a rotta da poi anche a quello. E c'era venuto per un'opera di misericordia. Sì, caro, quello difende che ha plebaia. Sì, e gli altri. Non è che se via colpi le bastocca gli altri. Che genero io per un'opera di misericordia. Lo vedi o per bastone? Non lo abbandona mai. Ma è vero che si deve il valore? Altro. Sì. Regolare. Le medaglie legate. Se non era venuto a prepotenza. E può essere capace. Professore, sì, ben arrivato. Grazie. Prima del prendere possesso della parrocchia sono venuto anche Nauciano. E questo Dario Nauciano accompagna qua ai signorini. Il famoso comitato, ce l'ho sempre in funzione. No. Con il nuovo padre non ho più bisogno di esistere. Sì, ho il toccio comitato. Ma moralità adesso resterà sola in difesa. Signor nuovo parroco, non ci sarà più nulla da temere. Ho sentito che era molta stima, ma immeritata. Dice reverendo, su. Buon consiglio, sarà molto gradito. Non si fa seminare dal naso da ste signorine. Cattive come il demonio, brutte come il peccato, velenose come vivere. E a sua presenza nella casa del Signore sono insulto a rei giorni. In chiesa si scalda i banchi per pilotismo. Le dice che a cui è odio, ma è odio tutto quello che è santo, dolce e puro. Basta! Mi sentono avanzare stomaco! Sì. Troppo, perché faremo pagare caro sto frutto. E saprà che Sì, Calsofi, che si spero vanno bene come... Fuori! Fuori! Il suo cavallo una fiera che aveva sul stomaco. Ormai che ha fatto la mia anche ma... No, che si crede che non abbia visto quando che mi soffrivo che soffriva in scondone e piangere. Avevo capito, aveva fatto piangere mia mamma che... Via. Perché dopo queste male, andremo dove tu ti manda. Andiamo anche in capo al mondo, ne fare
dove chi mi mandava in castigo per aver fatto il nostro dovere, ma a coscienza a posto. Mi veniva sempre così. E poi dove fare poeta asciutta, ma a testa alta noi abbiamo, è vero? Forno sarà molto sorvegliato, tutti io spierai, ma io io non staga a badarghi a nessuno e non abbia paura di nessuno. E si ispira a legge del Vangelo e non vedrà che non farà nessuno. Adesso si dice se non vedrete. Prendo, non vedrete. Non vedere accesa Benedetto.
Ma che vedo, far neanche i sacerdoti, i poeti sia la nostra unica richiesta. Che conta che conta? E ora, se scusami che ho un'area canonica, con permesso, signori, vai in mia, ho in testa un'idea, guarda. Ah, sì, va. E stasera in piazza che sarà una dimostrazione. Ah, tutto dipende dalla notizia che porta a casa il postale. Che notizia non la portare? Niente da il podestà andava a Venezia accompagnata dall'onorevole Perini a parlare col patriarca facendo che resta qua. Deve essere una sorpresa. Sì, è meglio non dire che ho per diseguire esse. Sarebbe una disillusione. Ecco, è ragione, professore. Non dirti niente, sino alla sarebbe una illusione. Dei piloti viatori dell'aeronautica. Adesso i riplani non dice più come quelli della volta. Adesso c'è il circuito davanti. Ah, se casura a voi in testa. Se capisci che lo si ripeta, e Paolin se farà onore. Ma si parla Giacomina, ma non capita. Paolina troverà su strada giusta. Allora, quello che dico, famiglia. Questo è il bello suo, ma se è cambiato. Perché ciò? Allora, Paolin, che ha cambiato. Dopo che ha la testa che era fatto il tempo, Giacomina, e che gli era solo che aveva, se gli ero pieno con professore, guarda, quelli che non dico, noi siamo affonati, ma opere di beneficenza. Bravi, il riso fa buon sangue. E anche la sangue è ovo. È da clita se no, è in braghe sia impetenti. Speriamo che avete anche il messaggio. Perché se non riga dritto, saprai come fare. Ah, ma mica sei la comuna che fa tutto quello che fa. Ma la gioca già che bella. Questo caprino, tutti i suoi fioretti. Questo fiori che era giusto per farlo. Sì, io so, sono all'Accademia Aeronautica, lo so. Dei peloti viatori. Sarà strano. Ah, no, sarà tanta aria. Perché a volte ti guardate a palla nel testa, un altro se deve fare Ma dopo. quello guarda, vediamo, andiamo, sì, adesso. Non si fa,
musicale al quale sono poco avvezzo e vi porto una bella notizia. Vengo ora dalla città lagunare, ove mi fui arrecato per parlare con sua eminenza. Don Checco, vi avevano luzzerato bene con calunnie e falsità, ma io ho parlato al patriarca e ho spiegato tutto e la verità è venuta a galla. Don Checco, voi resterete in questo paese sempre, ove tutti sognano di volervi bene. Brutto a testa e capito! Sì, davvero. Qualche volta aspettavo un po' che ci siamo, ma sta sempre per riportare sulla retta via una pecorella, sì, la smarrita, tutto bello un po'. Bravo, grazie. Adesso compagnia lui stasera, e dice che si fa onore e quando che ti viene licenza, vieni vai di quello, plan, si fa una festa ancora più grande. Devo alterare su spagnolo. Arrivederci, grazie. Buona permanenza e che il Signore la benedisca. Buon uomo, ho sentito che basta, se io mi daresti un passaggio. Si prepara su Pavoteo che lo può vedere. Grazie, io ricordo la nostra preghiera. Grazie, creature, vi saluto, buona donna. La Madonna è a protegga, sta. E vada buon uomo che ha del conto, sai. Salutiamo voi. Cambiava parrocchia e ti non te lo dica che mi hai no, sì, adesso fatto la metà e quindi a tira via avevo deciso, avevo la Madonna di Indina. A me avevo detto a Giacomina, mi domandare che avevo detto Giacomina, ti chiede da esprimere un desiderio, solo un puttino e una puttina. Non voglio trattenermi tanto qua. Senti, avevo cominciato a parlare bene. A me vuole fare un lungo discorso, ma dico una parola sola. Grazie. Grazie di tutto stato perché. Parlando specialmente qua, perché sono sempre di conoscenza, sai? Arrivederci. Signora Marta, saluta.